Un taglio di nastro con tante mani non lo si era mai visto. L'opera era tanto attesa da giustificare la ressa. Col Cavalier, 63 milioni di intervento per 1847 metri di tunnel che libera la città dal traffico di passaggio. Se ne discuteva da 40 anni. Era stato inserito nel triennale 2009-2011 delle opere regionali. I lavori sono stati consegnati nell'aprile del 2011. Oggi l'inaugurazione. Si completa un'infrastruttura che non è soltanto molto importante per la città di Belluno e anche per la città di Feltre e per tutta la Val Belluna, ma perché è un'infrastruttura che serve l'intero territorio della provincia. Col Cavalier, un tassello del più vasto programma per la viabilità in Val Belluna che si chiama FIO 2, bretella di collegamento fra Mussoi e via Marisiga. Poi ci sono altre cose che dovrebbero essere completate, come sicuramente il ponte San Pietro in Campo, ma soprattutto direi la galleria Cadola-Sagrogna, che quella sì sarebbe un'opera che avvicinerebbe l'intera provincia di Belluno almeno di 20 minuti alla pianura. Assieme agli amministratori di ieri e di oggi, tanti cittadini presenti al taglio del nastro. Contentissimi, finalmente è arrivato un ciclo degno anche del posto, almeno uno va tranquillo più che altro. L'abbiamo aspettato tanto, e finalmente è arrivato. Io abito in via Montegrappa e c'è un traffico tremendo. Sono felice, spero proprio che si diminuisca un po', che si possa fare qualche passeggiata. E dopo tanto lavoro ed altrettanti problemi, c'è chi più di altri merita il riconoscimento. Chiedere veramente un applauso di cuore per le imprese, per i lavoratori